Rieccoci a Primus Inter Pares con il governatore del Veneto Luca Zaia. Abbiamo l'ultimo tema della serata, un tema scottante perché è quello dell'inquinamento. Allora andiamo a vedere questo servizio che è musicato tra l'altro e poi lo commenteremo col governatore. Ascoltiamolo, vediamolo anzi. Già la musica è angosciante, se penso che bevo l'acqua del rubinetto di casa mia ho queste... Anch'io. Anche lei. Anche se non ho i FAS, ma nella mia zona però... Però è una cosa di un'importanza da non sottovalutare, presumo. Guardi, però io la ringrazio per questa domanda perché ci permette anche di chiarire alcuni aspetti. Inizia il monitoraggio e fra l'altro sono state avvisate molte regioni, non è un problema solo del Veneto. Il Veneto poi si sono mossi in maniera assolutamente lineare, nonostante le polemiche, perché anche qui vi dico cosa è accaduto realmente. Si è iniziato a porre il problema, lo pone lo Stato a livello nazionale, il governo di allora, 2006, di avviare una campagna di studi. Ne viene fuori che solo nel 2013 ci viene notificata la necessità di intervenire, cioè dal 2006 al 2013 primo quesito, certo. Nell'itinere nessuno si è accorto dei dati che cominciava a raccogliere, ok, noi interveniamo, segnaliamo le procure, quindi siamo stati noi ad andare in tribunale, perché qua oggi qualcuno si spende di aver fatto segnalazioni, noi le abbiamo fatte segnalazioni, sfido chiunque a dire che non è vero. Abbiamo segnalato le procure, sono state fatte, giustamente avete scritto anche voi, cambiamenti dei filtri in tutti gli acquedotti. Adesso noi chiediamo che sia riconosciuta a questo territorio il controvalore di quello che è il danno che ha avuto questo territorio. Perché ha avuto un danno? Per un semplice motivo, abbiamo 200.000 persone da monitorare per ogni anno di tutti i parametri ematici e biologici per vedere dal punto di vista epidemiologico che evoluzione hanno questi residui. Oggi non abbiamo particolari certezze. Qualcuno dice ma la Miteni deve chiudere, ma tutte belle robe. Però se la procura ancora oggi non è intervenuta è perché c'è un problema di fondo, che l'Italia dal 2006 ad oggi, quindi faccia il conto in 10 anni, ancora non ha fissato i parametri. Cioè stiamo parlando di un eccesso di velocità dove noi vediamo la macchina correre forte, ma nessuno mette il limite di velocità. Tanto è vero che non c'è un intervento. Cioè, allora io dico che sicuramente chi ha sbagliato deve pagare. Le procure sono lì per questo, ma il governo deve fare la sua parte, cioè fare in modo che ci siano dei parametri, perché è difficile fare sentenze e chiusure e provvedimenti, ammesso non concesso che ci siano responsabilità, che quelle dovrà verificare la procura se non ci sono i parametri. Questo è quello che dicono i tecnici. Poi se ci sono altre evidenze, ben vengano, si farà rispetto ad altre evidenze, ma un discorso è parlare stando seduti in tribuna, un discorso è essere magari in un'aula di un tribunale dove devi difendere poi la causa. Dopo detto tutto questo, il cittadino veneto si può sentire tranquillo quando apre quel benedetto rubinetto? Ma sì, sono stati montati i filtri sugli acquedotti per cui c'è tutto l'abbattimento di questi residui. Dei FAS che non sono altro, i FAS cosa sono? Diciamo ai cittadini che ancora non lo so, magari c'era qualcuno che non lo sa, sono quei rivestimenti, tanto per banalizzare, che sono le pentole non antiaderenti, tanto è un elemento che va all'interno di quel rivestimento, ma anche molti altri prodotti, adesso io ne ho citato uno. E si dice che la produzione di questi FAS abbia fatto sì che i FAS si siano trasferiti dalle aziende che producono alla falda freatica. Quindi il filtro negli acquedotti c'è, resta il residuo assunto negli anni da chi beveva acqua. E quindi può avere delle conseguenze? Questo non glielo so dire,
nel senso che tanto è vero che vogliamo fare il monitoraggio per capire e per essere in grado di curare bene i veneti anche in questo caso. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, la domanda curiosità a Prego. privacy, vai in vacanza visto che lei è impegnato 24 ore su 24, lavora guardi, neanche 2 giorni, neanche a Ferragosto? Guardi, ci siamo presi un impegno con i veneti, la giunta non chiude mai, per cui anche ad agosto faremo giunta. Quindi lavorerà sempre, Sì, instancabile. non è che sono un supereroe, però quest'estate assolutamente no. Ma è logorante, presumo, con tutti i problemi, ne abbiamo citati un po' che ci sono. Come si dice, anche il Signore il settimo giorno si è riposato. Si è riposato pure lui. Detto questo, a conclusione di ogni mia puntata, gli ospiti che vengono a trovarmi, chiedo a loro il pensierino della sera inerente a tutto quello che vuole dire. La chiusura è... Cosa ne posso dire? Quello che vuole lei. Lei ha 30 secondi e può dire tutto quello che vuole. Che solo i pessimisti non fanno fortuna. In bocca al lupo, quindi. E buona serata, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata.